Vincentelo Istria è conosciuto poco, ma è stato un personaggio importante della storia della Corsica. Quelli che l'hanno conosciuto dicono che l'era piuttosto off. Oh, ti sei visto tu? Sarei meglio. E va pure qua là. Nasce verso il 1380 e farà le grandi signori corsi di un medioevo, i ginarchesi. Al principio, Vincentelo è marinato, infine, corsa. Tanto, a Corsica conosce una guerra permanente. Boh, è culturale. Cascavè, a lui gli piace assai la guerra e aveva passato la sua vita a fare. Guerra, all'assalto! In 1404 è di ritorno in Corsica. In 1405 tocca le responsabilità altissime di Corsica. Il Perù re. Vincentelo Istria, Elu, voleva un po' fuori i genovesi. Sono assassini questi. Elu era per l'aragonesi e pia come bandiera a destra i moro, simbolo della vittoria degli aragonesi a Nanta i moro. Ha fatto costruire la cittadella ai Gorzi e ciappa il castello di Viguglia, a un momento a un'idea, per avere il sostegno dei piccoli scefi locali e ai soldi, così avrà la pace. Ma durerà poco, che c'è sempre qualche sia che ha più soldi da. E finisce per farsi chiappa dai genovesi che la guantano o mettono in prigione e lo scappano in 1434. Era così Vincentelo Istria, ha passato la sua vita sana a stuzzicare i genovesi e ora ha sostato in un rond-point.